Pasquale Bauli è il più grande personaggio della storia della Corsica e aveva una parrucca di grande classe. Oh, di grassa, no? E il figlio di Jacinto Bauli e di Dionisa Valentini, il giorno Pasquale ha studiato e fatto sopra a Napoli come Diego. Maradona, sotto un chapiteau. Gol! Ma in Corsica c'è una rivoluzione che si face. Il 14 luglio 1755 è di ritorno e è scelto per pigliare la destra della rivolta. È eletto capo generale della nazione corsa al convento di Sant'Antonio della Casa Bianca. Una lotta di un popolo, ringraziavi a tutti! E viva la nazione! La Corsica è povera, ma Pasquale è un tipeto e ce la va già costruisce una nazione con un'università, un'armata, una moneta, una stamperia e un'armata marittima. E soprattutto una Costituzione che dichiara il popolo sovrano e separa i poteri a un momento in cui i paesi d'Europa sono tenuti ai re. Anche che Jean-Jacques Rousseau diceva torna più forte, face piantare vendette Più forte che Sarkozy e la violenza che rovina la Corsica. Pasquale Bauli è più conosciuto in Inghilterra e in Italia che in Francia. Parecchi carroti portano il suo nome in Roma, Firenze e Milano. E anche agli Stati Uniti c'è un Paoli City. Bon, ha anche pieno di pizzeria a suo nome e c'è pieno di merchandising in dove un tocca manco royalties no. Era così Pasquale Bauli, può essere fiero di uso bilancio, ma aveva potuto fare un sforzo di vincere il Ponte Nuovo. Ma James. Aveva lì avere un dizionario corso alemano, perché se i mercenari alemani abbiano capito il suo ordine, Dizionario corsa di mano, ma quello me l'ha giocato non da in Ponte Nuovo. e tanto forse avremmo vinto.